Lotta per la vita al 17enne di Altivole che ieri sera viaggiava a bordo dell'auto che si è schiantata. Riese Pio X fuori pericolo gli altri 2 passeggeri e il conducente ventenne che ora rischia di essere incriminato. Incidente tra un automobilista e un ciclista questa mattina sul Terraglio. L'uomo, un 69enne grave, dalla FIAB. L'appello a ripristinare gli autovelox salvano le vite. Prima tenta di rubare un televisore all'ipermercato, poi si impossessa di profumi antigotai. Per guadagnarsi la fuga aggredisce una commessa 31enne arrestato dai carabinieri a Paese. Colpone la notte a Spresiano, i ladri sono entrati in casa con l'intento di svaligiarla, ci stavano spiando. La convinzione di 2 giovani sorelle che rientrando a casa hanno lanciato l'allarme. Elezioni regionali, lunedì il tavolo del centrodestra da cui secondo Lupi di Noi Moderati dovrebbe uscire il nome del candidato alla presidenza del Veneto. Intanto Manildo scrive un messaggio sui social: creiamo il futuro. Dopo le tensioni degli scorsi mesi, oggi il segretario generale della CGIL di Treviso Visentina si è dimesso dall'incarico il 30 luglio. L'assemblea con i delegati per decidere se riconfermarlo o nominare un successore. Dopo l'apertura del ponte tra le Zattere e la Giudecca, stasera in bacino San Marco i fuochi del Redentore. Domani alle 19 in diretta su Antena 3 la Santa Messa celebrata dal Patriarca. Buonasera, bentrovate e bentrovati. Edizione di Treviso dei nostri telegiornali, le notizie di cronaca in apertura. Siamo ancora sulle strade. Davamo conto oggi nella nostra prima edizione del gravissimo incidente che è avvenuto in via Schiavonesca a Riese Pio X, lotta tra la vita e la morte. Ricoverato in terapia intensiva è un 17enne di Altivole che era a bordo insieme ad altre 3 persone nell'auto in cui si è schiantata. La guida un ventenne che ora potrebbe essere incriminato. Una gran botta, si stava cenando, una gran botta molto lunga, non si riusciva a capire finché non siamo usciti. Io sono preso in mano il telefono, ho chiamato i soccorsi. Ci siamo tutti avvicinati perché giustamente magari avevano bisogno e fino a quando sono arrivati appunto le ambulanze, i carabinieri eccetera, e uno degli infermieri mi fa: vieni qui, se riesci a darmi una mano, e per quello che potevo io riuscivo, tipo dando magari cerotti per le flebo e queste cose qui, ho cercato di dare una mano. Sono accorsi subito in strada i residenti di via Schiavonesca, teatro dell'ennesimo grave incidente sulle strade della Marca, con un 17enne che lotta tra la vita e la morte nel reparto di terapia intensiva cardiologica del Cafoncello. Le condizioni sono critiche, la prognosi riservata. Stanno meglio invece gli altri 2 passeggeri, un ragazzo e una ragazza di 17 e 16 anni e il conducente 20 anni, che al momento del ricovero all'ospedale di Castelfranco è stato sottoposto anche agli esami tossicologici e sulla presenza di alcol, esami di rito il cui esito però potrebbe fare la differenza, con un fascicolo a suo carico in fase di apertura. Quello che infatti sembra certo è che la Fiat Punto, con a bordo i 4 ragazzi di origine straniera residenti ad Altivole, stesse procedendo ad altissima velocità in direzione di Riese. Le tracce a terra e il lampione di Velto raccontano di una traiettoria impazzita che solo per poco non ha coinvolto un altro mezzo superato sulla destra, e questo a ridosso della pista ciclabile. La Punto è carambolata più volte. 2 ragazzi erano già fuori e 2 erano incastrati, chiamato i soccorsi, abbiamo specificato tutto quanto, che 2 erano fuori, 2 incastrati dentro, e sono arrivati con 2 ambulanze del soccorso. Adele Cusinato, poco più che ventenne, è operatrice sociosanitaria. Davanti ai ragazzi ha saputo mantenere calma e sangue freddo. Pieni di botte, ferite, quello che era incastrato dentro l'auto era preso abbastanza male. Non hanno aperto bocca e in realtà magari uno dei ragazzini era un po' più occupato perché cercava il cellulare, però abbiamo cercato di tenerlo calmo, rassicurarlo e soprattutto che stessero fermi, che non si muovessero, perché in questi casi bisogna aspettare l'intervento degli infermieri. Serrate le indagini dei carabinieri, tutti guardano all'evoluzione del quadro clinico del 17enne ricoverato a Treviso, compresi i residenti di via Schiavonesca. Mi auguro per lui che si rimetta presto. E sotto accusa ci sarebbe la velocità. In via Schiavonesca è ancora forte il dolore per la perdita 8 mesi fa di Sergio Piva, coinvolto nello schianto con un corriere sempre la notte scorsa, un incidente a Gaiarine, anche in questo caso 4 i giovani coinvolti ma senza gravi conseguenze.
Papà, sei sempre con noi, si legge sul lenzuolo steso dal terrazzo di questa abitazione. Siamo a poche decine di metri dal luogo dell'impatto che ha ridotto un 17enne in fin di vita. La casa è quella di Sergio Piva, l'89enne morto nel dicembre scorso, sempre qui in via Schiavonesca, nello scontro tra la sua auto, una Toyota Yaris, e un furgoncino di Amazon. La ferita è ancora aperta, non solo in casa Piva, dove si preferisce il silenzio, ma lungo tutta la via, dove si punta il dito contro la velocità spesso folle dei veicoli. Si corre troppo e questa strada è pericolosa, soprattutto perché a fianco c'è una pista ciclabile, pedonabile, e devono essere sicuri anche chi cammina o semplicemente va in bici. La strada dritta si corre molto, limite 70, ma corrono, vedi anche te adesso. Adesso prendo una macchina come fosse un altro scontro a una sagra. Roberto Tessarollo è dipendente comunale, per buona parte della mattina è stato impegnato nella rimozione del palo della luce divelto nell'ultimo incidente. È la prima volta che noi interveniamo qui a levare lampioni e quant'altro, insomma, perché qui è una strada che purtroppo la gente corre. Purtroppo siamo un po' tartassati quest'ultimo periodo di incidenti, speriamo che la gente si faccia un po' un esame di coscienza e chi inizia ad andare piano per le strade, perché secondo me ci sono troppe sviste. Anna Bonato, titolare 82enne del bar in via Schiavonesca, è la memoria storica del luogo. Corre tanto, ma tutti, no, loro, io che, tutti. Anche qui quei moto però. Si è esagerato. E vorrei una stata di regola. Sorpassi pericolosi si susseguono in via Schiavonesca, come mostrano anche le nostre immagini. L'esasperazione è generale. La gente bisogna che capisce che se, a parte che se fuori un centro abitato, ma 70 all'ora è quello plausibile per tutti. Qua se ti tiri a 150 all'ora, perché i pista a 150 all'ora non va bene. Nella notte un altro schianto si è registrato a Gaiarine, in via Terraglio, con un'auto finita in un fosso. Anche qui all'interno dell'abitacolo 4 giovani che però ne sono usciti indenni. E saranno celebrati lunedì pomeriggio alle 16 nella chiesa di San Michele di Piave a Cimadolmo i funerali di Gabriella Faragaz, vedova a Basei, 79 anni, morta in seguito al grave incidente stradale in cui erano rimaste coinvolte lei, una delle figlie, il 29 giugno lungo la provinciale 49 Opitergina a Ormelle. La macchina si era ribaltata su un fianco e l'anziana era stata estratta dall'abitacolo in gravi condizioni. Dopo 2 settimane la morte all'ospedale Cafoncello, la figlia che era al volante è ancora sotto shock. Saranno celebrati invece nella giornata di lunedì i funerali di Kevin Angele, il giovane di 22 anni residente a Pordenone che ha perso la vita nell'incidente di martedì a Motta di Livenza quando, cercando di evitare il controllo dei carabinieri, è finito con l'auto contro un albero, e insieme del patrigno Zdravko Subotic, 43 anni, ritrovato morto in casa la sera stessa a Oderzo dove si è tolto la vita. Non un'unica cerimonia tuttavia per Kevin, i funerali al Duomo di Oderzo alle 14:30, cerimonia strettamente privata invece per l'addio al compagno della madre, così hanno scelto le due famiglie. L'incidente tra un automobilista e un ciclista questa mattina intorno alle 8:45 all'altezza dell'Hotel Maggior Consiglio sul Terraglio. Interviene la vicepresidente della FIAB nazionale che chiede che vengano ripristinati urgentemente gli autovelox. Nemmeno il tempo di gioire per i dati provinciali sugli incidenti stradali che non avevano coinvolto nemmeno un ciclista nei primi 6 mesi dell'anno, che già si deve registrare il primo scontro tra un automobilista e una bici. Verso le 8:45 all'altezza dell'Hotel Maggior Consiglio sul Terraglio rimaneva a terra un uomo di 69 anni, subito ricoverato in codice rosso al Cafoncello. La dinamica resta ancora da chiarire. L'uomo al momento risulta intubato. Sui dati elaborati dalla provincia si è espressa Susanna Maggioni, ex presidente di FIAB Treviso e oggi vicepresidente della FIAB nazionale, la federazione che si occupa di ambiente e mobilità sostenibile.
Intanto bisogna dire che sono appunto dati parziali e mi risulta che anche l'anno scorso a quest'epoca i dati sembravano incoraggianti, quando poi invece a fine anno, quando sono state tirate le somme, si è visto che la situazione era leggermente diversa. Per quanto riguarda le persone a piedi e appunto gli under 30 è una tragedia continua. Netta la posizione di FIAB sugli autovelox e sulle misure a tutela del rispetto delle regole. Noi non riusciamo assolutamente a comprendere questa guerra continua contro gli autovelox e tra l'altro abbiamo anche in passato espresso la nostra solidarietà anche al sindaco di Treviso Mario Conte per questa questione, perché è risaputo e scientificamente dimostrato che gli autovelox salvano vite. La necessità impellente di mettere in campo tutte le risorse, le misure che abbiamo a disposizione, in primis le misure infrastrutturali, quelle che consentono agli automobilisti di non poter premere sull'acceleratore impunemente. Sempre con la cronaca ci spostiamo sulla Castellana, siamo a Paese, tenta di rubare un televisore all'ipermercato, poi si impossessa di alcuni profumi al Tigotai, per guadagnarsi la fuga aggredisce una commessa, arrestato un 31enne dai carabinieri. Malgrado l'obbligo di dimora nel suo comune, Istrana, e l'ordine di espulsione emesso dal questore di Treviso Alessandra Simone appena 2 settimane fa, non si è fatto scrupolo di uscire di casa tentando prima un furto al centro commerciale La Castellana, poi da Tigotà, sempre a Paese, dove per guadagnarsi la fuga ha aggredito una commessa. Protagonista della scorribanda, un 31enne straniero con precedenti alle spalle che i carabinieri nella notte hanno arrestato in flagranza di reato. Poche ore prima aveva tentato di rubare all'Interspar della Castellana un televisore. Scoperto dalla vigilanza, aveva lasciato andare l'elettrodomestico danneggiandolo e si era defilato. Poco dopo, percorse poche centinaia di metri, era entrato da Tigotà rubando profumi per 500 euro e aggredendo la commessa che aveva tentato di bloccarlo. Per lei lesioni guaribili in 5 giorni. I carabinieri sono riusciti infine a bloccarlo, con sé i 6 profumi rubati posti sotto sequestro in attesa del giudizio per direttissima. Ancora furti, siamo a Spresiano, 2 giovani sorelle convinte, i ladri ci stavano spiando, ci hanno detto. Secondo me c'è stato un sopralluogo e soprattutto eravamo molto controllati perché i miei genitori erano in vacanza, eravamo noi a casa da sole e sicuramente siamo state controllate perché loro secondo me hanno proprio aspettato il momento in cui uscissi di casa. Più che una sensazione è una cauta certezza quella di 2 sorelle residenti in via Calessani a Spresiano che rientrando a casa dopo mezzanotte si sono trovate davanti il caos, cassetti aperti, indumenti e oggetti ovunque, la nitida sensazione che qualcuno avesse violato i ricordi di una vita. Le immagini che vedete sono state fatte nell'immediato. Più è il casino che hanno fatto perché dentro non c'era chissà quante cose, perché loro erano già passati anni fa, le avevano già portato via, soldi non ce n'erano, bigiotteria, anelli di Pandora, braccialetti, ma sì, non di chissà quanto valore, più effettivo che economico. L'irruzione tra le 23 e l'1 di notte, quando in casa non c'è nessuno, soltanto la cagnolina. Nel tardo pomeriggio però un episodio inquietante con il senno del poi, la finestra del bagno insolitamente aperta. Ma che strana la finestra aperta. Ero chiusa e questo è successo alle 19, quindi alle 7 di sera, che ho detto che è strano, quindi l'ho chiuso subito. L'abitazione era già stata visitata in passato, più di 10 anni fa erano stati portati via i gioielli, l'anno scorso nel mirino erano finite le auto posteggiate. Cosa resti è presto detto. Tanta amarezza, tanta delusione che toccano tutto, anche ieri sera eravamo comunque noi da sole, io sono arrivata a casa con una mia amica, eravamo noi 3 ragazze da sole, cioè non siamo neanche andate giù perché avevamo paura, abbiamo subito chiamato i carabinieri, abbiamo aspettato che arrivassero i carabinieri, dopo siamo scesi con i carabinieri, la stessa cosa per vedere dietro. Tanta, sì, anche paura soprattutto, poi abbiamo chiamato subito i nostri genitori l'ultimo giorno di vacanza, poverini, cioè proprio è andata stamattina, sì, così.
Siamo alla sanità, il secondo caso di virus dengue in provincia di Treviso nel 2025. Si tratta di un soggetto di Oderzo rientrato dal sud-est asiatico che non ha avuto tuttavia bisogno di ricovero in ospedale. Dalle 5 alle 7 di mattina di domani, lunedì e martedì, il comune di Oderzo ha disposto un intervento di disinfestazione in un'area che l'US 2 ha individuato attorno a via Frassinetti all'intersezione con via Battisti e via Parise per un raggio di 200 metri. Il sindaco Maria Scardellato ha disposto in un'ordinanza che i residenti proprietari di aree aperte nella zona dell'intervento permettano l'accesso alle operazioni della ditta Triveneta Disinfestazione incaricata al trattamento. E siamo alla politica. Lunedì il centrodestra veneto avrà il candidato presidente alle prossime elezioni regionali. Lo ha detto a Padova il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi. All'interno della coalizione intanto continuano le polemiche tra gli alleati. Lunedì avremo il nome del candidato in Veneto. A sbilanciarsi alla vigilia del vertice dei leader nazionali dei partiti di centrodestra e il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi a Padova. Il 16 luglio un primo incontro di un'ora e mezza a Palazzo Chigi tra Meloni, Salvini, Tajani e Lupi si era arenato al punto che, secondo quanto riferito in ambienti parlamentari, alla fine Meloni avrebbe detto: o troviamo un accordo o decido io. Il mio grande sogno, ma credo quello di tutti i militanti di Fratelli d'Italia, di chi ha una storia di destra come la mia, è quella di avere il candidato governatore di Fratelli d'Italia. Ma se questo non dovesse accadere, è ovvio che noi, siamo militanti politici. Qualsiasi scelta verrà presa dalla nostra leader non solo sarà accolta, sarà accettata e soprattutto sarà sostenuta, perché noi siamo dei soldati politici. In attesa del candidato presidente, a Treviso Fratelli d'Italia scalda i motori. La lista di aspiranti consiglieri regionali nella Marca è ormai cosa fatta. Non siamo stati con le mani in mano abbiamo utilizzato questi mesi mentre qualcuno discuteva di altre questioni, tra cui appunto il terzo mandato. Noi abbiamo cercato di lavorare anche sui profili, lavorare anche soprattutto sui valori delle persone che faranno parte della lista di Fratelli d'Italia, sulle qualità umane e sulle qualità politiche. Chi abbia insistito a dibattere sul terzo mandato è evidentemente la Lega, ma la stoccata del segretario trevigiano di Fratelli d'Italia è poca cosa rispetto alle polemiche tra il Carroccio e Forza Italia. Il capogruppo alla Camera Paolo Barelli ha definito i leghisti ignoranti sullo ius scholae. Per Alberto Villanova, Barelli usa il lessico con la disinvoltura di una recluta che fischiettando armeggia il tritolo e d'estate basta un soffio di vento per accendere un incendio. Sappiamo che la data delle elezioni regionali dovrà essere da settembre a novembre, quindi ci auguriamo che possa essere scelta a brevissimo. Fratelli d'Italia è stato il primo partito alle elezioni politiche, alle elezioni europee, ci auguriamo possa esserlo anche alle elezioni regionali, e io da presidente provinciale, insieme a tutti i dirigenti, militanti, amministratori locali, lavoro perché questo accada. Secondo Maurizio Lupi, nello scegliere il candidato alla presidenza del Veneto si dovrà tenere presente la storia di questi anni, ma anche il legittimo ruolo che da primo partito rivendica Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni dovrà trovare la soluzione che regga l'unità della coalizione. Ancora la politica, è il giorno del primo messaggio sui social da parte del candidato del centro-sinistra alle regionali Giovanni Manildo, che con lo slogan Creare futuro lancia la sua campagna digitale: salute, giovani, sicurezza, ambiente, lavoro e sviluppo, gli assi portanti del suo impegno per i veneti di oggi e per quelli di domani. C'è bisogno di fiducia, empatia, solidarietà, competenze, c'è bisogno di tutti, si legge nel testo diffuso nel pomeriggio e nel suo post, che si conclude con un ringraziamento a quanti vorranno sostenerlo. Insomma, via la campagna elettorale. Attendiamo dunque lunedì per il nome del candidato del centrodestra e vediamo se e a quale partito verrà affidato il nome tra gli alleati di governo. E noi siamo ancora in tema, siamo ancora in città, a Treviso, dopo le tensioni interne degli scorsi mesi. Oggi il segretario generale della CGIL di Treviso, Mauro Visentin, ha dato le sue dimissioni dall'incarico. Il prossimo 30 luglio è prevista la direzione con i delegati per decidere se riconfermarlo o nominare un suo successore.
Ripongo l'incarico con dispiacere ma serenamente, perché in coscienza fiducioso nella mia CGIL. Quella di Treviso è una Camera del lavoro sana nell'aspetto amministrativo e contabile, sia in quello dell'attività sindacale sia in quello morale. Un passo indietro quello del segretario generale della CGIL di Treviso dopo mesi di tensioni interne alla Camera del lavoro innescate dal caso Barbiero, che nell'organizzazione assumeva un incarico sia politico che amministrativo, in quanto in quota per l'immobiliare della CGIL. Incarichi che tutti conoscevano e che ha assunto per 10 anni, fino a che una denuncia da parte di anonimi ha portato al pubblico la questione, per la quale è stato poi avviato un controllo interno. Da quel momento la Commissione di garanzia ha pronunciato come responsabili non solo Barbiero ma anche Giacomo Vendrame, oggi segretario organizzativo regionale, e il segretario generale di Treviso Mauro Visentin. Visentin, che ha dato le sue dimissioni dall'incarico durante la direzione tra le segreterie e i responsabili dei servizi. Dimissioni che esprimono la volontà di tutelare l'organizzazione, spiega. Il nostro sindacato regge gli scossoni e, al netto delle questioni interne, è esclusivamente guidato dal dovere di preservare diritti e lavoro. Convocata intanto l'Assemblea Generale dei Delegati e delle Delegate per il prossimo 30 luglio, appuntamento al quale si deciderà se riconfermare la carica a Mauro Visentin oppure scegliere un nuovo segretario o segretaria provinciale. La CGIL Veneto avvierà una fase di ascolto e consultazione del gruppo dirigente, fa sapere Tiziana Basso, segretaria generale CGIL Veneto, al fine di raccogliere istanze, valutazioni e proposte sul futuro della Camera del Lavoro di Treviso. Distrofia muscolare di Duchenne, le famiglie a Roma in un incontro con i vertici di AIFA. Il farmaco, dopo l'ok all'importazione, ora c'è l'ostacolo delle farmacie che faticano a ordinarlo. La situazione al momento è bloccata a livello regionale. Quello che ci riporta la casa farmaceutica è che la farmacia di Treviso non ha ancora provveduto ad effettuare l'ordine per far arrivare il farmaco. Distrofia muscolare di Duchenne, continua la lotta delle famiglie per avere il farmaco Translarna. Dopo che le 800 famiglie europee i cui figli sono affetti da distrofia muscolare avevano presentato ricorso alla Corte di Giustizia europea per chiedere che il farmaco, che rallenta il progredire della malattia, restasse a disposizione, in Italia il parere favorevole alla somministrazione deve ora scontrarsi con la burocrazia. A Roma l'incontro tra i vertici di AIFA e le famiglie. Sembrerebbe che, non essendo il farmaco previsto a budget, cioè essendo che deve essere fatta una richiesta per ogni approvvigionamento adesso del farmaco, che la cosa stia impiegando più tempo del normale. Solo che mio figlio da ieri è già scoperto, quindi è senza terapia, e come mio figlio la stessa cosa rischiano altri pazienti della provincia. Come Leonardo, anche tanti altri bambini in Italia. Siamo un po' scocciati perché andando in farmacia ci viene detto che la cosa richiede tempo, però noi sappiamo che adesso la farmacia deve fare l'ordine e quindi non capiamo perché ancora non l'ha effettuato. Un problema burocratico che richiede tempo e una procedura adeguata, essendo il farmaco importato dall'estero, ma intanto a Treviso, in Veneto e così in altre regioni d'Italia dei bambini sono senza cure. Quello che abbiamo concluso è che adesso AIFA comunque aprirà un dialogo su questo tema con le regioni proprio per cercare di sbloccare la situazione, per far capire alle farmacie che, essendoci adesso questa indicazione di AIFA, le farmacie devono provvedere a fare questo ordine. Per noi ogni giorno senza terapia è un dramma, anche a livello psicologico, è veramente qualcosa che non si dovrebbe vivere e quindi speriamo che il nostro appello venga accolto quanto prima e che l'ordine venga effettuato. Si sono celebrati questa mattina al Duomo i funerali di Stefano Lamon, primario di oncologia di Oderzo, mancato a 63 anni la scorsa settimana. È
uscito tra gli applausi il dottor Stefano Lamon, accompagnato dal saluto commosso e sentito di tutti coloro che con lui e da lui avevano ricevuto una parola, un trattamento o semplicemente empatia ed affetto. Il primario di oncologia di Oderzo è mancato a soli 63 anni il 15 luglio scorso, vinto dal male. Un professionista di rara umanità, come ha ricordato l'ULSS 2, un uomo che ha dato se stesso per gli altri, come ha ricordato uno dei figli ad inizio celebrazione, menzionando la grande passione del papà per il ciclismo. Grazie papà, ci hai guidati tutti fino a qui. Mi hai insegnato cosa vuol dire realmente soffrire per il bene. Mi hai insegnato l'importanza e la purezza di un sentimento come la paura, la bellezza dei legami veri. Mi hai insegnato il valore della felicità e la sua potenza infinita. Grazie papà. La bici che mi hai regalato è ancora ferma lì in cantina e credo ci rimarrà ancora un po'. La bici che mi hai cucito nell'animo la consumerò fino a romperla quando ti abbraccerò felice alla fine della mia corsa. L'eredità che ci è stata testimoniata e che ci ha lasciato è il pensarsi e il viversi non semplicemente come chi offre dei servizi preziosi e competenti, ma nell'essere proteso a donarsi, non manifestando assolutamente il peso e il sacrificio che questo può richiedere, ma piuttosto nel vivere con gioia quella dedizione, ha ricordato nell'omelia Monsignor Adriano Cevolotto, vescovo di Bobbio Piacenza, vicario generale in precedenza a Treviso e amico personale della famiglia Lamon. Pubblicità tra poco. Eccoci tornati in diretta di nuovo con le notizie. Siamo a Castelfranco con un post cancellato su Facebook da parte del PD contro l'accordo fatto dall'amministrazione per riservare alloggi a prezzi calmierati per gli insegnanti. I chiarimenti da parte del consigliere comunale capogruppo Sartoretto. Che l'iniziativa di trovare un accordo per mettere a disposizione degli alloggi a canone calmierato per gli insegnanti sia positiva, non vi è dubbio, nel senso che anche queste categorie di lavoratori che talvolta vengono da molto lontano e che si trovano a scontrarsi col problema del caro affitti devono trovare delle risposte. Una delle risposte che può essere data è questa. Al di là del post su Facebook che accusava la giunta di centrodestra e non postato da lui, il capogruppo e consigliere del PD Scardellato vuole entrare nella sostanza delle cose, ovvero l'inagibilità di molti alloggi di edilizia pubblica e il caro affitti che soffoca anche Castelfranco. Noi ci troviamo ad avere 57 alloggi che non possono essere assegnati perché sono praticamente inagibili e hanno bisogno di ingenti opere di ristrutturazione. Di questi 57 alloggi, 17 verranno ristrutturati o sono in fase di ristrutturazione sulla scorta di un contributo dello Stato. Per altri 40 alloggi, che vorrebbe dire dare risposte tangibili, concrete a tanti che hanno bisogno di casa e alle fasce meno abbienti della popolazione, non c'è alba perché il Comune non intende mettere a disposizione dei fondi. A fronte di 237 domande di alloggi popolari, solo 15 saranno soddisfatte e fra un anno un'altra decina, troppo poco per il PD. Se il Comune mettesse a disposizione 300.000 euro all'anno con un piano triennale, e c'è la possibilità di bilancio di farlo, basta che ci sia la volontà, ecco che questi 40 alloggi potrebbero nel giro di 3 anni essere assegnati a chi ha bisogno veramente della casa e verrebbe così interamente manutentato il patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica a Castelfranco. È evidente che siamo a cosa? A un 15% della soddisfazione rispetto alla richiesta di alloggi che c'è. Una situazione che diventa drammatica anche per chi non raggiunge i requisiti per fare domanda e cerca semplicemente un alloggio. A questo si aggiunge la fame di alloggi che c'è, perché basta girare in città e si vede che alloggi in affitto ce ne sono molto pochi e i prezzi richiesti sono esorbitanti rispetto a quello che è uno stipendio di un lavoratore medio o le entrate di una famiglia media, magari con papà, mamma e 2 figli. Ci spostiamo a Venezia perché è tutto pronto per la notte famosissima.
Non correte, questo vale quando si fanno gli eventi in terraferma con le auto e quando si fanno gli eventi qui a Venezia. Purtroppo l'appello della responsabilità va rivolto appunto alle barche. Non correre, insomma 5 minuti in più non cambiano la vita, però invece correre per risparmiare 5 minuti può rovinare la vita. Mentre a Venezia fermano i preparativi per la notte famosissima e per lo spettacolo pirotecnico dei fuochi d'artificio questa sera dalle 23:30, l'appello dell'assessore Simone Venturini per una festa del Redentore vissuta con serenità e sicurezza. Festa del Redentore troppe volte negli ultimi anni funestata da gravi fatti di cronaca. Senza perdere quello che fa sì che il Redentore sia la festa più bella del mondo, se potete consentirmi questa iperbole, perché effettivamente conserva la tradizione, lo stare insieme, le famiglie, le tavolate, i bovoetti, insomma è l'occasione per far festa. Un Redentore che arriva in un momento storico non facile, l'appello all'apertura del ponte votivo del patriarca Francesco per la pace e la liberazione di Alberto Trentini. La grande preoccupazione per la guerra che sta diventando una componente, direi, normale nella vita dei nostri notiziari, e questo preoccupa 2 volte. Poi Alberto Trentini, in modo particolare un ricordo per lui, per la sua mamma, per Armanda, la mamma, chiedendo al Redentore proprio che aiuti su questi temi così difficili, la pace e la liberazione di questo nostro concittadino. Domani sera la messa pontificale presieduta dal Patriarca con la benedizione alla città dalla Basilica del Santissimo Redentore della Giudecca, che Antenna 3 trasmetterà in diretta a partire dalle ore 19. Per questa occasione il telegiornale di Treviso andrà in onda al termine della celebrazione eucaristica. Tanti temi, ma anche la quotidianità delle famiglie veneziane, dei bambini, degli anziani, dei malati. Ci spostiamo a Montebelluna, da domani l'apertura al pubblico al MEVE, il Memoriale Veneto Grande Guerra di Montebelluna, della mostra Grande Guerra, volti, momenti, relitti, che raccoglie 40 dei dipinti realizzati dal 2018 dal pittore Paolo Del Giudice. La mostra, allestita per la prima volta al Forte Mezzacapo di Zelarino e quindi al Museo della Battaglia di Vittorio Veneto, arriva ora a Montebelluna e vuole essere un omaggio a Del Giudice, recentemente scomparso, e alla sua capacità di guardare al mondo e alla storia con volti, paesaggi, scene di vita e combattimento. Esposizione visitabile fino al 28 settembre. E ora siamo alle notizie dal Bellunese. Sono giornate di incidenti sulle montagne, escursionisti che restano feriti, tanti le chiamate al soccorso alpino di Belluno. Uno è avvenuto in località Caiada, un soccorritore volontario si è imbattuto in un escursionista tedesco che cercava aiuto in quanto aveva perso i contatti con i suoi 2 compagni, un 68enne e un 64enne tedeschi, che stavano seguendo in cresta la traccia puntinata di Cima Saline quando erano scivolati entrambi. Infortunati sono stati trasportati all'ospedale di Belluno. Un altro alpinista di 55 anni proveniente dalle Hawaii è volato sul secondo tiro della via Spigolo 0 sulla Tofana di Roses, riportando la rottura di entrambe le gambe, primo in cordata. L'alpinista è caduto per una decina di metri e anche lui è stato trasportato all'ospedale. In Tofana invece 2 alpinisti, un 51enne di Brescia e un 52enne di Milano, in prossimità della grotta dell'anfiteatro si sono bloccati. L'elicottero è dunque salito in quota, uno è stato trasportato all'interno, l'altro agganciato al mezzo e portati anche loro in ospedale. Invece è di poche ore fa l'allarme che è stato lanciato al SUEM di Pieve di Cadore. L'elicottero è intervenuto per un infortunio sotto la cima del Mulaz, dove un escursionista aveva perso l'equilibrio e ruzzolata per 5 metri sotto il sentiero, sbattendo la testa, riportando un trauma al volto. Dunque sono giorni di intenso lavoro per i soccorritori. L'invito è sempre quello di prestare la massima attenzione. E sono 33 anni dalla strage di via D'Amelio in cui morirono il giudice Borsellino e la sua scorta. Levego ricorda Manuela Loi. Una rosa per un fiore spezzato. Una cerimonia sobria ma sentita, quella nel piazzale di Levego, intitolato ad Emanuela Loi.
in ricordo delle vittime della strage di Via D'Amelio, a 33 anni dall'attentato mafioso, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. E oggi è una giornata del ricordo triste all'epoca, nel 92, di questo attentato, dove oltre ovviamente al giudice Paolo Borsellino persero la vita 4 colleghi, fra cui Emanuela Loi. È una delle prime donne a entrare nell'ufficio scorte e anche la tranquillizza, tanto è vero che poi Paolo Borsellino, quando la vede, dice: ma sono io che devo tutelare te, perché la vede giovane poliziotta. È la prima donna caduta in servizio. Noi abbiamo il dovere oggi di ricordare, perché questo non è il passato, è il presente. Io lo dico sempre ai giovani poliziotti, che queste sono perdite, caduti in servizio, che noi devono dare la forza di andare avanti, soprattutto perché l'impegno nostro, come ha dimostrato Emanuela, è rivolto al cittadino e alla cittadinanza. Un momento per condividere l'importanza di coltivare la memoria e il dovere di rendere omaggio a chi ha scelto di servire lo Stato fino al sacrificio estremo. Il Comune ha un dovere politico e, se vogliamo, anche morale, del culto della memoria, di ricordare gli uomini delle istituzioni, in questo caso Emanuela Loi, ma non soltanto Emanuela Loi, anche i suoi colleghi che purtroppo quel lontano luglio del 1992 hanno perso la vita nella difesa delle istituzioni, perché morì, come è noto, purtroppo Paolo Borsellino, magistrato tra i più illuminati e lungimiranti della storia giudiziaria d'Italia, e quindi era giusto da parte nostra ogni anno ricordare in questo luogo che abbiamo dedicato 2 anni fa proprio alla memoria sacra di Emanuela Loi tutti gli uomini e le donne delle istituzioni che a vario titolo hanno servito la patria fino all'estremo sacrificio. Chiudiamo voltando decisamente pagina, una piscina dedicata agli amici a 4 zampe. Ci sono sempre meno figli e sempre più cani, piaccia o no, è un dato di fatto. Aumentano così attenzioni e servizi rivolti agli amici a 4 zampe, dagli scaffali nei supermercati alle toilettature fino ad arrivare ad una piscina. Mancava e abbiamo tentato di fare questa cosa qua. Vediamo come andrà a finire. Tra alberi che sovrastano l'orizzonte e mucche che guardano paciose, farli nuotare serve a renderli più sicuri, per migliorare l'intesa con il padrone. Si crea una relazione molto più forte col proprio proprietario, perché l'acqua non è un ambiente naturale per il cane, e quindi nel momento in cui si trova dentro nell'acqua, anche i cani paurosi e capiscono che il punto di salvezza può essere il suo proprietario, ecco che aumenta ancora di più il rapporto tra proprietario e cane. L'utente cane medio è un cane che ha paura dell'acqua o un cane che non sa nuotare? Bella domanda. Non sa nuotare, tanti, un po' meno che hanno paura, ma tantissimi cani non sanno nuotare. E si conclude così questa edizione del telegiornale, grazie per averci seguito. Subito dopo di noi, come sempre, le previsioni del tempo per il weekend. A tutti l'augurio di una buona serata, arrivederci.